Amici appassionati del motorsport, ma non solo, ben ritrovati a F Motori, il magazine settimanale di Telefriuli dedicato agli sport motoristici. In questa puntata, dopo il servizio sul calendario degli eventi motoristici in regione nel 2023, avremo ospite Loris Lessio del team Botolo Racing con focus sul motocross. Vi ricordo invece che le prossime due puntate di F Motori saranno interamente dedicate alle principali competizioni che si sono svolte nel 2022 in Friuli Venezia Giulia. Sta prendendo forma la stagione 2023 del motorsport in Friuli Venezia Giulia. Tra le due ruote la novità sbarcherà a Grado, che a marzo 2023 l'Isola del Sole ospiterà una tappa del campionato italiano assoluti d'Italia di enduro organizzata dal motoclub gradese MMVV. Sempre per l'enduro ci sarà il ritorno in Carnia del trofeo KTM, una serie caratterizzata dalla presenza di circa 300 piloti provenienti da tutto lo stivale. Si attendono le novità per quanto riguarda lo Speedway sull'ovale di Terenzano, oltre che le tappe di campionato italiano Speedway al tricolore flat track organizzato dal motoclub Olimpia di Terenzano. Sembra stia per essere ufficializzata una data del campionato continentale. Per le quattro ruote dal 6 al 9 luglio la data dell'Italian Bahia Coppa del Mondo Cross Country Rally Bahia, mentre il Rally Piancavallo, che dalla prossima edizione sarà valido per il campionato italiano Rally Asfalto, c'è il cambio di data con il passaggio al primo weekend di settembre, una data solitamente riservata al Rally del Friuli Venezia Giulia Alpi Orientali, che cambierà periodo con una data ancora da ufficializzare. Stessa cosa anche per il Rally Valli della Carnia, con una data ancora da definire. Nella velocità in salita novità negativa per la Verzegni Sella Chianzutan, che non sarà valida per il campionato italiano di velocità in montagna e retrocede a Trofeo Italiano Nord. Stessa validità della classica di fine stagione Cividale Castelmonte, che andrà in scena probabilmente sempre ad ottobre. Buonasera a Loris Lessio, collegata da Fiume Veneto, Botolo Racing, una puntata dove si parlerà parecchio di motocross. Buona serata. Buonasera Marco, buonasera a tutti quanti. Dunque andiamo un po' a fare così, torniamo indietro di qualche mese per ripercorrere quelle che sono state le varie fasi di Botolo Racing, che lo ricordiamo come team segue diversi piloti dal campionato regionale Triveneto, ma anche campionati nazionali, e ormai si è diventata una realtà importante. Anno dopo anno venne seguito anche diversi piloti, quest'anno erano circa una quindicina, un numero importante, un numero significativo per questo sport. Sì, esatto, noi principalmente nel team siamo una ventina, poi 15 sono quelli che fanno le gare. Siamo districati bene nel campionato italiano, nel campionato regionale. Abbiamo portato a casa 4 primi posti e 4 sempre terzi posti. Nel Triveneto Andrea Cescon è riuscito a acquistare il primo posto di campionato nell'MX2 Expert. A livello italiano nel campionato italiano AMA Rider Expert, sia Andrea Cescon, sempre con suo cugino Matteo, e Federico Cicchini hanno partecipato con buonissimi risultati e ne sono fiero. Poi per finire l'anno con Andrea abbiamo finito appunto le 4 ore a coppie, e si è conclusa la gara diciamo tutte le gare di quest'anno, ed è andata molto bene. Parliamo perciò della gara di Lignano Sabbiadoro, un bel risultato anche il vostro, sia in coppia, appunto lo hai detto un attimo fa, con Andrea Cescon, ma anche il vincitore, almeno uno, era Matteo Cesconi, in questo caso il cugino con il team Botolo, perciò avete fatto diciamo incetta di ottimi risultati di podi nelle varie categorie in quel di Lignano, appunto nella gara che poi concludeva, mi sembra il 6 di novembre, la stagione motociclistica a tutti gli effetti. Sì, diciamo con 225 l'abbiamo preso, però dai, vedremo il prossimo anno cosa salterà fuori più che altro.
Ecco, bisogna anche sottolineare che il team è fatto da un gruppo di amici, ci sono sia piloti che poi puntano in alto nei vari campionati, ma ci sono anche quelli magari che sono per far gruppo, per divertirsi e che comunque partecipano alle gare. Lo spirito immagino sia questo. No, è soprattutto questo, lo spirito, quello che ho sempre voluto fare è fare, creare, diciamo, un gruppo di ragazzi che cioè, che si diverta e poi se vengono i risultati tanto bene. Poi stare in compagnia e divertirsi soprattutto perché se non c'è divertimento questa cosa qua è inutile che la faccia. Poi appunto siamo qua quest'anno, sono riuscito a coinvolgere due ragazze, che è una cosa più unica che rara. Eh, una attualmente la Mari con un piede ingessato, quindi aspettiamo che ritorni. L'altra ragazza è Eleonora, che quest'anno, anche se non è mai arrivata sul gradino, diciamo, dei primi tre, è comunque è riuscita ad arrivare terza nel campionato regionale. Poi siamo un gruppo appunto di 20 persone, è anche difficile anche trovarsi perché 5-6 persone sono anche di Trieste, 3-4 sono di Udine, tutto il resto più o meno è qua della provincia di Pordenone. Beh, È direi difficile che però. è eterogenea come copertura, mi sembra anche come livello di piloti, ne avete veramente a rappresentare un po' tutte le categorie, le classi, da quelle più amatoriali, quelle magari più impegnative sia in campo regionale che triveneto e non solo. Perciò questo vuol dire aver creato un bel gruppo. Parliamo in questo caso invece di marchi. Una volta eravate rappresentavi un po' tantissimi marchi, adesso vi state spostando parecchio sull'Honda, non solo chiaramente. Io tiro acqua a mio mulino adesso che Honda, sì, 5-6 anni fa era principalmente Kawasaki, però adesso diciamo sono lavorando principalmente con l'Honda dove sono, ho tutti i ricambi, tutto quanto, quindi chi è dentro con me sa che se magari in gara un allenamento, quello che è, ha qualcosa che si rompe, questo sì, una roba da prendere al volo, ce l'ho subito dietro e va benissimo, insomma, che abbia tutto quanto dietro. Ecco, parlando di No. futuro, ecco, scusa, parlando di futuro, mi accennavi fuori onda che per te si apre un'avventura prossima, non tanto come team Botolo Racing, quanto come meccanico in questo caso, uno degli appuntamenti più importanti dell'off-road a livello europeo, perché parliamo di una gara che ha un pubblico di 100.000 persone, migliaia di partecipanti, parliamo della Francia, vicino alla Normandia, Enduro Pal de Touquet, una gara storica, una gara che ha veramente fatto epoca, perciò essere presente lì in una gara poi molto ma molto impegnativa come questa sarà una nuova esperienza che potrai poi portare come Botolo Racing. Sì, dai, così carico i ragazzi. Allora, Guglielmo Salvador e Davide Lucchese quest'anno partecipano al Touquet. Mi hanno coinvolto da fare il meccanico, per poi adesso vi sto finendo di preparare le moto per allenarsi qua sulla sabbia, che sono principalmente qua a Lignano e Bibbione. E faremo via una settimana, vediamo come andrà a finire. L'importante è che terminino la gara, il risultato, quello che viene, viene. E dopo è anche tornare a casa. È chiaro che poi diventa tutto difficile, ne sapranno sicuramente qualcosa fra un po' Salvatore Lucchese, perché già la partenza diventa problematica, perché c'è sempre una griglia di merito per poter partire avanti. Se poi non sei di quei fortunati che hanno titoli sportivi per poterlo fare, diventa un pochino più complicato, però è un'avventura immagino da vivere sia in sella che poi anche nei box. Sì, sì, poi non andiamo via, tra virgolette, da soli. Con noi c'è anche Federiva con De Bortoli, che faremo sicuramente una squadra tutti quanti insieme. E poi portiamo a casa un'esperienza nuova, vediamo, siamo tutti quanti proprio che è la prima volta che andiamo giù, quindi non lo so cosa ci aspetterà. E invece il prossimo anno c'è già, immagino i programmi siano ancora
da svelare perché è troppo presto, però quello che hai fatto finora sicuramente avrà una continuità, uno sviluppo come Botolo Racing. Boh, sicuramente il prossimo anno continuiamo a correre in moto, quello sono sicuro. Magari qualcuno si sposterà sull'enduro, non lo so, bisogna vedere. Questa sarebbe una nuova cosa, una anteprima che ti faccio in questo momento. Per il resto andremo sempre regionale, sicuramente ci saremo. Triveneto italiano, questo è un punto di domanda perché dipende da chi, insomma, che piloti ho, come riusciamo a gestirci tutto quanto, perché anche quest'anno volevo andare all'italiano, io personalmente, però con il discorso degli accavallamenti delle gare tra italiano e regionale ho dovuto optare per fare il regionale e quindi non sono potuto andare a dargli supporto all'italiano. Poi dobbiamo anche sottolineare che in questo anno sei entrato in forma, ti sei snellito, possiamo dire, e questo ti ha permesso anche di risalire in moto con dei bei risultati. Sì, dai, quest'anno, già ho iniziato l'anno scorso, quest'anno mi sono messo d'impegno, poi metà anno ho conosciuto una persona che mi ha dato una mano per insomma tornare un po' in qua. Mi manca ancora un bel po', però dai, siamo sulla buona riga e sinceramente si sente la differenza tra avere 40 kg in più e 40 kg in meno, si sente soprattutto nell'agilità delle curve che ancora adesso io mi sento lento, però non oso immaginare come sto prima. E comunque la tua parte, tornando alla gara Enduro Country 4 ore a coppie di Lignano Sabbiadoro di novembre, l'hai fatta perché essendo una gara che si corre appunto a coppie avevi sì un pilota forte al tuo fianco come Andrea Cescon, però bisogna anche correre e soprattutto mantenere dei distacchi, lo avete fatto, perciò merito a lui ma merito anche a te. Sì, no, beh, grazie. Poi la nostra gara avevamo una sfida in atto tra di noi, tra Sonego e Lucchese appunto, e alla fine l'abbiamo sfruttata noi e quindi mi sono divertito soprattutto per quello, per vedere la faccia di Davide quando le ha prese. E queste sono le belle soddisfazioni. Dunque io ti ringrazio Loris, ovviamente un buon lavoro di quella che è la costruzione dell'avventura Enduro Pal de Touquet che ci sarà i primi di febbraio, ovviamente poi tutto il lavoro di sviluppo delle gare, l'organizzazione del team Botolo Racing per la prossima stagione. Un saluto e un grazie dunque a Loris Lessio. Grazie, ci vediamo alla prossima. Approfitto per farvi vedere alcuni dei cimeli che ho qui, oltre ai caschi che dopo magari vediamo. Qui ci sono le giacche vere della Parigi-Dakar, ci sono tutte dalla prima all'ultima. Adesso non le sfilo tutte, ma vi posso far vedere la differenza tra questa qua è la prima, 1986, quando si usava ancora il cuoio. Queste adesso, qui abbiamo tolto la protezione, qua invece c'è. Qui c'erano le prime tasche in Gore-Tex, con le tasche classiche. Qui vedete ci sono alcuni tratti con la matita, perché poi io queste giacche le ho praticamente disegnate assieme a Dainese. Qui c'era già la tasca per riporre il paraschiena o per riporre addirittura la borraccia, il velcro per appiccicare il numero di gara. Aspetta, prendiamone un'altra, facciamo quella della Yamaha. Questa è quella della Yamaha 96, questa era già diversa, no? Ci siamo inventati, oltre ai nomi eccetera, abbiamo la tasca qua dietro per portare la borraccia, poi c'erano tutte le protezioni, sono nate le pettorine, sono nati paraschiena, nido d'ape. Questa qui è la giacca con cui ho vinto la prima Dakar, 1988. Gli appassionati conoscono benissimo i colori dell'Africa Twin quali sono. Questo motivo sulla giacca è un motivo che ho voluto fare io assieme ad Dainese ovviamente, perché queste sono tutte delle giacche fatte su misura, venivano provate, disegnate
cuciti gli sponsor, tutto fatto su richiesta, e da qui sono nati anche i colori dell'Africa Twin. E poi anche la Dainese ha fatto queste giacche riportando questi elementi così un po' decorativi della veste motociclistica desertica. Qui sono tutte, ci sono quelle della Cagiva, Lucky Strike, Lucky Explorer, sì. Lucky Strike era perché non si poteva fare la pubblicità delle sigarette, quindi da Lucky Strike è diventata Lucky Explorer. Allora la prima che ho vinto con la Cagiva è questa, è fatta come quella di prima, tasche, taschine, anche qua, vedi. E poi c'è questa, sempre Cagiva, Albatros, che ho vinto la Dakar nel 94, con lo sponsor Albatros. Vedi anche queste grafiche qui erano tutte grafiche che ho fatto io, perché se tu vai a vedere le foto la moto era blu con le 2 righe, no? Quindi era tutto un coordinato, anche il casco coordinato con i colori della giacca, no? Era tutto fatto. Questi sono caschi in fibra di carbonio che pesano 900 grammi. Ero anche ambasciatore dell'UNICEF. Poi abbiamo le giacche dei faraoni, erano diverse. Le giacche dei faraoni avevano dei supporti di rete, erano queste, perché in Egitto faceva molto caldo. Voi vi direte è uguale, non è vero, non è uguale, perché qui abbiamo una retina bianca che veniva posta su tutto il perimetro della giacca e soprattutto il collo basso. Alla Dakar fa molto freddo fare la Dakar, c'era molto freddo, mentre ai faraoni c'era molto caldo. Vedete, c'è questa e anche questa. Quando vinsi sempre con la Cagiva Marathon e ho vinto il Rally dei Faraoni con questa giacca, anche qui notate il collo basso anziché il collo a fascetta, perché come ripeto faceva molto freddo in Marocco, soprattutto quando si attraversava il Marocco. Quindi queste giacche avevano dei modelli di taglio un po' diversi dagli altri. Così vedete proprio la differenza, l'evoluzione che c'è stata. Ho voluto mettere la gobba come usano i piloti del motomondiale nel 98. Ovviamente tessuti diversi, abbiamo provato un sacco di tessuti, prese d'aria, questi tessuti per essere più liberi nei movimenti. Borraccia incorporata, tasche, taschini. Qua sotto avevamo tutte queste tasche che si aprivano col velcro, quindi era tutto nascosto. Cioè, le nostre giacche erano un po' come le moto, con tanti serbatoi di benzina. Qui avevamo tante tasche, prese d'aria da ogni parte per poter arieggiare anche qua sotto il braccio. Qui ci mettevano i tappi, la tabella di marcia. Qua dentro vedi che ho ancora i tappi della Dakar, guardate qua. Sono ancora quelli originali sti qua. Sì, perché li mettevo sempre qua io, o di qua o di là, no di qua, perché di qua si metteva la tabella di marcia dove facevi il timbro, infatti c'è anche il segno, vedi qua c'è un controllo di passaggio, quindi qui tu mettevi dentro la tabella piegata, no? E qui ti davano il timbro e andavi. Poi qui dietro abbiamo anche la gobba fatta apposta in caso di caduta. E qui sotto c'era la borraccia, eccola qua la borraccia. Quanti litri riuscivi a portare? Ah, qui c'era 1,5 litri. Ma durante la gara quanto bevevi? Poco, bevevamo poco, abbiamo sempre fatto un grande sbaglio a non bere, no, ma perché non sapevamo, quando bisognava bere tanto di più. Adesso vi faccio vedere un po' di caschi. Allora prendiamo questo questo non è il primo, questo è comunque un casco che ho corso con la Cagiva, si vede dal logo Lucky Strike, i colori che riprendono i colori della divisa sociale, i miei storici sponsor. Qui ne ho uno più vecchiotto, che era il casco con cui ho fatto il primo rally di Tunisia, la Gerba 400. Ero sponsorizzato dalla Totip, questi sono i colori Totip, che erano i colori con cui correvo assieme alla Puc Frigerio,
andando in ordine più o meno, non li ho tutti qua i caschi, alcuni caschi li ho in un'altra stanza. Questo è il casco con cui ho vinto la Dakar dell'88 con la Honda bicilindrica, quindi questo è colori Honda, colori Africa Twin, lo rimetto al suo posto. Poi lì abbiamo visto prima con la Cagiva, poi qui abbiamo quello con cui ho vinto nel 94, sempre un casco Nolan, facciamo pubblicità alla Nolan. Poi abbiamo questo casco che ho utilizzato quando feci terzo assieme a Cagiva con lo sponsor Camper, era una moto tutta rossa. Casco 1996, sono passato alla Rai. Con questo casco ho vinto la Dakar del 96 assieme a Yamaha. Questo è il casco che ho utilizzato nell'ultima edizione con KTM, quindi nel 99. Questi due caschi, anzi questo è quello che ho usato con BMW nel 98, BMW Schalber, però la moto era ufficiale, per Schalber era una copertura perché la BMW non voleva comparire. Quindi la moto con cui ho corso era totalmente costruita in BMW. Sono stato anche nella Galleria del Vento in BMW a fare i test, quindi vi posso assicurare che la moto arrivava dalla casa madre, però all'epoca, essendo la prima edizione per BMW, non voleva figurare in prima persona, diede l'incarico al team Schalber, che era un ex pilota di enduro, che ha gestito tutta la squadra, quindi i colori erano del team Schalber, poi un po' di colori BMW appena appena. Poi l'anno dopo il team è diventato ufficiale, quando io lasciai la BMW per KTM. L'ultimo casco che ho qui, poi come vedete, questo qui è un casco che ho utilizzato per fare i primi Desert Challenge, perché io quando smisi di fare la Parigi-Dakar mi sono inventato una formula, Desert Challenge, e ho iniziato a viaggiare per un po' in tutti i deserti di tutto il mondo. Quindi ho attraversato il deserto del Teneré con questo casco, sono anche caduto fra l'altro, ho rotto anche il casco. Poi ho fatto il deserto dell'Atacama in Cile, sono salito quasi a 6.000 metri con una Honda Transalp, poi il deserto dei Gobi in Mongolia, poi sono tornato in Africa, ho fatto il deserto della Libia, l'Akakus, ho girato intorno all'Akakus, poi per finire ho fatto la Transiberiana con la Ducati, però con una moto stradale. All'epoca avrei dovuto usare la multistrada, che vediamo oggi sulle strade, che era ancora un prototipo, non era pronta, mi hanno mollato lì un ST da strada e mi sono sparato 18.000 km da Bologna, partenza in occasione del World Ducati Weekend a Bologna, fino a Vladivostok in 17 giorni. Quindi abbiamo fatto un sacco di chilometri e abbiamo attraversato tutta la Russia. Parlo il plurale perché non ero solo, io ero solo, poi avevo al mio seguito uno staff di persone che filmava, documentava, avevamo una guida russa per poter attraversare tutti i confini, abbiamo fatto anche il Kazakistan e siamo arrivati a Vladivostok, nel famoso porto di fronte al Giappone, e da lì siamo tornati a casa. Qualche macchina sul mio ufficio, perché come vi dicevo io ho sempre avuto la passione delle auto e quindi qualche auto ci deve essere.